Giufà e lu canta matino. Si conta che allo tempo di Giufà, una mattina all'alba, mentre iddo era curcato, sentiu suonare un friscaletto e spiavo a sua madre. Ma, qui è che so che passa? Sua madre ci disse, chi so è lu canta matino. Ogni mattina passava sto cantamatino e Giufà, che era uno che ci piaceva dormire, giorno non ne poté più, se so io, e io ad ammazzare a Cristo, che non era altro che un bravo uomo che suonava lo friscaletto. A poi, se ne un de sua madre ci disse, ma ammazzare lo cantamatino, noi guidammo da s'altro pensiero. Sua madre, tramutata, sentendo che lo figlio aveva ammazzato lo cantamatino, io a pigliare a Cristo, lo portavo in già e lui stava un lo puzzo, che però era vacante, senza acqua, e se ci poteva pure scendere. Quando Giufà ammazzava all'uomo, se ne aveva donato uno, e lui a dire alla famiglia. Subito le parenti partero, e arraggiate ne fecero denunzia alla giustizia. La madre di Giufà, che alla reversa dello figlio era esperta e aveva senso fini, si ricordava che aveva un crasto, l'ammazzava e lui stava un dello puzzo. La giustizia un di Giufà per fare verifica dello morto, ansemmola alla famiglia di Cristo. Lo giudice a che cauda tutto convinto e spiava a Giufà, un ne lo portaste il morto, ha rispondido Giufà che era babbo, io lo ittande lo pozzo. Sentendo si conferma, attaccarono con una corda a Giufà e lo calarono dello pozzo. Arrivando allo fumo, si mise a cercare e attuavo e toccavo lana e ci spiavo alle figlie del morto. N'avia lana vostro pace? Chidde a rispondere a veloce. Nostro pace non n'avia lana. Cristo ave la lana, non è vostro pace. A poi lo babbo toccava la coda e spiavo ancora. N'avia coda vostro pace? E chidde come prima. Nostro pace non n'avia coda. Dunque non è vostro pace. Toccavo ancora e se ne addunavo che aveva 4 pedi e dunque spiavo. Quanto pedi aveva vostro pace? E chidde. Nostro pace aveva 2 pedi e Giufà. Cristo ne aveva 4, non è vostro pace. A poi io toccanno la testa e casi maravigliavo e spiavo babbonazzo. Che n'avia corna vostro padre? A rispondere suddito le figlie, nostro padre non n'avia corna. E Giufà, chi stu ave le corna? Parrao lo giudice, perdendo la pazienza. Giufà, o cu le corna o cu la lana, acchianalo. Teraro tutte pare, sciatannosi e sudando, e Giufà spuntao con lo crasto delle spalle. Quando vittero alla luce dello sole, che era vero un crasto e non lo cantamatino che cercavano, la giustizia si fece convinta e lasciò libero Giufà, che senza sapere né leggere né scrivere e manco ragionare, magari stavolta s'avia salvato la vita.